Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on in. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it. Come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on and get down on it. Baby, baby. Get down on it. Get on it. Get down on it. I say people. What you gonna do? You gotta get on the groove if you want your body to move. Tell me, baby, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. When you're dancing, get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Sha-da-ba-da-ba-da-ba-doo. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? Get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get down on it. Come on in. Get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down. Come on in. Get down on it. Baby, baby. Get down on it. Get down. Get on it. Get down on it. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me, baby, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Listen, baby, you know it. Oh, when you're dancing, yeah, you show it. Oh, when you move, 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 you know it. Oh, when you're dancing, yeah, you show it. As you move across the floor, get down on it. Come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on and get down on it. Baby, baby. Get down on it. Get on it. Get down on it. Sha-da-ba-da-ba-da-ba-da. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? Get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get down on it. Come on in. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera mia cara Natalia, amiche e amici miei, ma non dall'avventura extra omnes. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 992 di oggi, mercoledì 7 di maggio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge.
perché vi perdete Ça va sans dire, vi perdete un bellissimo giornale online, vi perdete i vari interventi dei nostri del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, il suo Liberamente, ma anche e soprattutto trovate gli Autodafè di Giulio Cainarca, trovate la rassegna stampa di Sammy Varin, che in questo momento io sto sostituendo e rimpiazzando in questi giorni, e poi tante altre belle cose, videopillole e così via. Detto ciò, noi iniziamo. Natalia, buon lavoro a te, grazie perché mi permetti ovviamente di arrivare alle orecchie e agli occhi di chi ci sta seguendo. In questo momento i cardinali sono chiusi nella Cappella Sistina e stanno votando. La diretta che, diciamo così, si vede grazie a Vatican Media, per adesso ci mostra una luna crescente, questo zoom sulla luna crescente che per carità è poetico, ma niente aggiunge alla snervante attesa con cui attorno alle ore 19 noi avremo i risultati della elezione papale, almeno di questa sera. Altra cosa, 340-670-9659, se avete voglia di dire la vostra, di intervenire attraverso la zappa o il WhatsApp, che dir voglia, si telefono 0292947222 che apriremo quando lo dirò io. Ma adesso, Natalia, se tu hai già pronta la nostra gradita ospite di stasera, possiamo cominciare serenamente con il Qui Parlamento. Abbiamo l'onorevole Cavandoli? Sì, ce l'abbiamo. Non si sente, non ho capito. Sì, è in linea. Ah, benissimo. Allora, sigla e andiamo. Nei fine settimana riascolta i tuoi programmi preferiti. Domenica aspettati il meglio sui canali di Radio Libertà. Semplicemente la tua radio. L'amica Pronto? degli animali con Paola D'Amico. Buonasera onorevole Cavandoli, eccoci qua, ben trovata. E allora, niente, riacciufferemo, ritroveremo l'onorevole Cavandoli a breve e naturalmente poi manderemo la sigla di Qui Parlamento, prima la sigla, dopo l'onorevole Cavandoli. Natalia, quando siamo pronti avvisami, perché intanto vi introduco qua l'argomento della nostra conversazione, perché l'onorevole Cavandoli si è occupata del tema dell'innovazione digitale, tema che la Lega ha studiato e portato avanti sui territori anche a livello normativo, cercando di recuperare il gap territoriale che inchioda l'Italia oltre il 20° posto europeo in termini di competenze digitali di base possedute dai cittadini. In questi anni molto è stato fatto, la Lega è stata determinante in questo, dice l'onorevole Cavandoli. Abbiamo dato la giusta spinta per favorire la conoscenza delle applicazioni ministeriali e governative con i punti di supporto territoriali per favorire il dialogo tra cittadini e pubblica amministrazione. Penso anche al nostro recente ordine del giorno al decreto pubblica amministrazione per consentire il pagamento della marca da bollo in maniera telematica e in particolare tutte azioni che snelliscono le procedure, semplificano la vita dei nostri cittadini, assicurando al tempo stesso il gettito allo Stato. Benissimo, allora sigla Qui Parlamento e andiamo. Qui Parlamento. Buonasera onorevole Cavandoli, ben trovata. Pronto? Pronto? No, io non sento niente, non c'è. Natalia, mi dici qualcosa? Abbiamo questo collegamento stasera? Sì, Antonino, la richiamo subito. Ah, perfetto, grazie tante. Quindi, insomma, vi stavo dicendo, questa idea della sicurezza digitale, tutti i problemi della tecnologia e delle nuove tecnologie, che è la cosa più importante, perché diffondere gli strumenti, aumentare le competenze dei cittadini è essenziale, naturalmente. Nel frattempo vi diamo anche qualche altra notizia, appunto è terminato il giuramento, la porta della Sistina è chiusa, c'è l'extra omnes e naturalmente vedremo verso le 19 che cosa succede
in Vaticano. C'è stato il prime time, il premier time al Senato. Meloni ha parlato delle spese militari, ha detto che saranno al 2% del PIL nel 2025, sia alle preferenze nella legge elettorale. Ancora gli scontri tra l'India e il Pakistan, ci sono almeno 38 morti al confine e la Turchia parla del rischio di una guerra totale. Insomma, mentre aspettiamo naturalmente che ci sia un nuovo Papa, il rischio è che questo Papa si trovi presto come problema quello di un'altra guerra, come se non bastassero quelle in Ucraina e quelle in Medio Oriente, ma un'altra guerra anche tra Pakistan e India. Onorevole Cavandoli, c'è? Pronto? Pronto? Dici che c'è Mi Lilian che sente? è in Onorevole, c'è? Ho fatto una settimana. Pronto? Natalia, mi sa Ancora il Bay. mi sa che non possiamo fare niente stasera. Pronto? No. Vabbè, chiudi, dai. Mi sa che questo collegamento stasera è abbastanza iellato. Niente, va bene, d'accordo. Le 18, 28 minuti e 40 secondi, io direi che puoi mandare anche la sigla. Ci fermiamo, ascoltiamo Eli e le storie tese, mio cugino del 96, e poi torniamo con Paola D'Amico. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Mi ha detto mio cugino che una volta si è schiantato con la moto. Mio cugino. Mi ha detto mio cugino che poi si è tolto il casco e si è aperta la testa. Mio cugino. Mio cugino si è tolto il casco. Mio cugino si è aperta la testa. Mi ha detto mio cugino che una volta ha trovato in spiaggia un cane invece era un topo. Non ci posso credere, pure mio cugino. Mi ha detto mio cugino che una volta è stato con una che poi gli ha scritto sullo specchio benvenuto nell'AIDS. Uguale. Mio cugino è dopo cane. E mio cugino benvenuto nell'AIDS. Mio cugino è rispettato. Mio cugino ha fatto questo e quello. Mio cugino mi protegge quando vengono a picchiarmi, perché chiamo mio cugino. Anzi, io
io chiamo mio cugino. Mi ha detto mio cugino che una volta visto una testa nel cipetto. Mi ha detto mio cugino che una volta in discoteca ha conosciuto una tipa che però poi non si ricorda più niente e alla fine si è svegliato in un fosso tutto bagnato che gli mancava un rene. Mi ha detto mio cugino che c'ha un colpo segreto che se te lo dà dopo 3 giorni muori. Mio cugino. Mi ha detto mio cugino che da bambino una volta è morto. Mio cugino, mio cugino è ricercato, amico di tutti. Mio cugino ha fatto questo e quello, mio cugino mi protegge quando vengono a picchiarmi, perché chiamo mio cugino. Anzi, sapete cosa vi dico? Io chiamo mio cugino. Mio cugino è preoccupante e parla coi rutti. Mio cugino ha fatto questo e quello, l'autoscontro e il calcio in culo. Mio cugino malamente, ma è un prodotto della mente. Anzi, ha prodotto della menta, ma non era autorizzato, per cui l'hanno imprigionato. Sì, d'accordo, Free Mandela, Free Van Preda e tutti gli altri, ma free anche mio cugino. Anzi, Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, l'anno era il 1996 e le illustratrice mio cugino a cui è successo veramente di tutto, si è tolto il casco, gli si è aperta la testa, chissà quanti cugini abbiamo che hanno vissuto esperienze ai limiti del paranormale, ma alle 18:35 sulle magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi, insieme con Paola D'Amico, che tra poco introduciamo con la sua sigla. Ladies and gentlemen, la nostra amica degli animali, sua soavità Paola D'Amico. Sigla. L'amica degli animali con Paola D'Amico. Molto bene. Allora, cara Paola, ben trovata. Ben trovato Antonio, un saluto a tutte e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Oggi vi parlerò di insetti, non è, diciamo, per fortuna che non è ancora ora di cena, quasi, è un tema un po' così scabrosetto, però è necessario affrontarlo. Ti ho mandato anche delle immagini. Sì, infatti tra un po' le proietteremo. Ed è un altro insetto abbastanza curioso, perché sto scoperto a Cremona, anzi possiamo partire subito da lui che è più simpatico, perché non si sa ancora che se disturberà i libri o no, ma l'hanno trovato 2 ricercatrici a Cremona, la mia città, Maria Cristina Bertonazzi in particolare, e ha trovato praticamente, si chiamano entrambe Maria Cristina, cosa molto curiosa, Maria Cristina Bertonazzi e Maria Cristina Redizzi, e infatti l'insettino che hanno scoperto prende il loro nome, codice delle 2 Marie Cristine, in latino Spheropsocopsis utrusque Marie Cristine, perché è normale che chi scopre un nuovo insetto può dare una parte del nome o dedicarlo a qualcuno, a una fidanzata, a un fidanzato, un amico, un'amica. Questo insetto però appunto fa molto discutere e chiacchierare, perché è la prima volta che viene trovato, e l'hanno trovato praticamente dentro, mentre montavano i libri, praticamente, le biblioteche, gli archivi, i musei di Piacenza e Cremona, per capire se da studentessa se ci fossero degli organismi
presenti appunto tra i beni culturali che possono danneggiare questi beni. Spesso accade, no? Di trovare degli animaletti che rosicchiano i libri antichi. E quindi scartabellando i documenti hanno trovato proprio questa creaturina piccolissima, grande, un millimetro di grandezza, quindi veramente quasi invisibile, però loro che studiano scienze agrarie alla Cattolica Sacro Cuore, che sta a Cremona Sediacenta come sede, distaccate, sono riusciti a individuarlo, e questa è una cosa molto divertente. Ecco cosa possono fare i nostri giovani, cosa possono ancora scoprire. Il mondo animale si apre alla scoperta, perché sappiamo che ci sono tantissimi organismi animali che ancora non sono assunti. Invece i due di cui parlo sono molto molto conosciuti ed è bene conoscerli. Mi ha colpito perché sono fatta una scappata in Lunigiana e ho trovato diversi amici alle prese sia con l'uno sia con l'altra. Diciamo che in questo momento è il tema del giorno. Perché? Perché la processionale del pino fa dei nidi comunitari, e soprattutto appunto sui pini, e può danneggiare non soltanto poi gli animali quando scende a terra e gli umani, può dare molto fastidio, ma può danneggiare anche i pini. E si nota in primavera, in questa stagione, perché in realtà si nota anche in inverno, si formano delle grosse palle, in realtà sono un materiale quasi setoso, che si aggrappano ai pini. Se voi fate la Cisera, l'antica, diciamo, la strada alternativa all'autostrada, ci sono dei punti a cavallo tra diciamo la Lunigiana, tra la Toscana e l'Emilia. Tantissimi pini sono interessati da questi epicotte e da queste larve. Io non sapevo però che fossero così dannose per i pini. Possono metterne a repentaglio proprio la vitalità, perché le larve si nutrono in una certa fase della loro crescita anche degli alberi di pino. Comunque ho visto questi amici che erano alle prese con vari tentativi di distruggere questi nidi, di ammazzare queste larve, che a un certo punto della loro vita scendono in primavera lungo il tronco dell'albero e poi si infilano anche sottoterra, quindi se non le becchi al momento giusto non le elimini più. Il nome comune è processionaria proprio per questa abitudine che gli insetti hanno di muoversi in file molto molto ordinate, sia quando si trovano per terra sul terreno, sia quando stanno scendendo dal loro nido lungo gli alberi. Ti fanno pensare proprio a una processione. Da adulta, ti ho mandato la foto anche dell'insetto adulto, sì. Una farfalla triangolare, è un animale assolutamente innocuo, una farina notturna, che però non entra nelle case, non si trova all'interno delle case e non dà nessun fastidio. Ma il problema vero è quanto lo stadio orale. Questo bruco è dannosissimo, si riconosce molto bene, hai la foto anche del bruco, non solo perché appunto si incrocia, si vede questo movimento in processione, tanti animali assimili uno dietro l'altro, ma perché ha lungo questo corpo di 4 cm circa, è tutto coperto da una fittissima peluria, una sorta di pelliccia che serve naturalmente a difendere la larva, quindi a una fine e contro i predatori. Però questi peli sono urticanti e da stare attenti soprattutto ai bambini, oltre che agli animali, cani, anche gatti, perché se questi peli urticanti fatti nella sottopelle possono, e si prudono, si gratta, possono portare a ustionare, a dei disturbi molto importanti. Gli animali addirittura possono avere delle aree necrotiche, quindi attenzione, l'estate in primavera, non fate senza spaventare nessuno, però se osservate degli alberi che hanno questi bozzoli bianchi che rimangono sull'albero anche quando l'animale è sceso, perché vengono riutilizzati dalle farfalle per deporre nuove uova, i bambini vanno accuditi con particolare attenzione, anche gli animali non lasciati liberi, perché in terreno potrebbero trovarsi le processionarie. Non voglio fare terrorismo, però diciamo che la crisalide, una parte di queste crisalidi può rimanere in attesa, quindi sospesa,
anche 7 anni prima di avere un nuovo risveglio. E questo è una cosa che le accomuna le zecche, perché anche le zecche possono, mi raccontavano, io non sono un'esperta in modo, mi raccontavano, poi rimanevano appesa a un filo d'erba in attesa del suo animale, dell'umano che passa, per saltargli sopra, fare l'approvvigionamento di sangue e poi lasciarsi cadere. Quindi in quel frangente però quando viene punto e ti succhia il sangue, la zecca può anche attaccarti qualche malattia. Sono animali, sono insetti, sono termofili, che vuol dire che si riproducono in determinate condizioni di temperatura, con temperatura abbastanza alta. Infatti sono diffuse nelle zone temperate, non le troveremo mai nei paesi del nord, e possono tranquillamente uscire anche dal loro nido d'inverno per nutrirsi, e quindi, ripeto, danno molto fastidio agli alberi. Addirittura dal 98 al 2021, quindi per buon 15 anni, c'è stato un obbligo nelle aree a rischio di infestazione di eliminarli. Quindi l'essere umano si è cementato nelle lotte più incredibili, no? Cani che vi dico solo che c'è qualcuno che ha autorizzato le armi da fuoco, ci sono gli esperti che vanno, in genere vengono chiamati a bonificare le aree, però un'arma da fuoco si può usare solo tra dicembre e gennaio, quando si riuniscono queste larve in questi bottoli per sopravvivere appunto a temperature più basse, perché grazie all'effetto del gruppo, alla massa critica, e si deve sparare, lacerare il bozzolo, il freddo penetra dentro il loro bozzolo e lo uccide proprio per effetto della temperatura che si abbassa all'improvviso. Non è proprio il metodo migliore. Vi racconto quello che ha fatto questo amico, che aveva tentato in tutti i modi, chiamando gli esperti, mica esperti, di bonificare, tagliando i rami, bruciando i rami, i nidi. In realtà poi ha scoperto che le larve andavano sottoterra. Adesso quest'anno ha messo una sorta di cintura all'albero, a metà tronco, ha attaccato questa cintura a una specie di cofana di plastica piena di terra, e quindi praticamente la discesa dalle processionali si interrompe perché vengono invitate a entrare in questo riccio messo lì a metà albero, e una volta che le ha raccolte tutte, chiaro, le elimina, però è un modo un po' meno cruento, un pochino più, diciamo, che le larve non si rendono quasi conto di essere state catturate. E poi ci sono 1000 metodi chimici, non chimici, tanti metodi di lotta. Ripeto, la cosa migliore comunque è chiamare gli esperti, perché ci sono sempre persone che fanno questo di mestiere, no? Che altro? Ci sono però poi nei naturali, però lì vai a trovarli, le formiche rosse sono le nemiche giurate di questo lepidottero, però appunto cosa facciamo? Trasferiamo i formicai, forse non è il caso, e invece un antagonista naturale molto simpatico è la cincia allegra. Quando qui dobbiamo fare il sistema di attirare le cince allegre e avvisarle: guardate che ci sono tante larve che possono nutrirvi. E con questo chiudiamo la processionaria, che però devo dire mi ha fatto abbastanza effetto, perché non sapevo che potesse essere così dannosa anche per le piante, non soltanto per noi che possiamo, diciamo, con un po' di attenzione difenderci quando andiamo anche in giro nei boschi, nelle pinete. Senti Paola, ma cos'è invece questa mosca secchiona che mi hai mandato? No, quello è l'insetto secchione. Ah, quello ok, è l'insetto ok. secchione che vi dicevo prima, che hanno trovato recentissimamente nei libri antichi tra Cremona e Piacenza, due ricercatrici, due studiosi, due ragazzini giovani, e che di cui si sa pochissimo, perché non era stato mai catalogato. È un insetto che sta bene, probabilmente piccolissimo, grande 1 millimetro, sta bene nei libri antichi. Adesso bisogna capire se, come altri insetti, può essere dannoso, nel senso che può consumare i libri antichi, può consumare le pagine, può danneggiarle, perché come sapete 5 centini e libri 400 sono importanti, sono memoria storica e devono essere tutelati. Ecco perché negli archivi, per esempio, sono anche gli archivi dei libri medievali, si
deve avere un microclima molto particolare, conservato, e un'attenzione particolare a tutte le tecniche di conservazione e all'uso di questi libri con guanti, con carte veline, per non danneggiare gli inchiostri, le pergamene e la carta. Quindi loro in realtà, come compito di studi universitari, si sono messi a fare questa ricerca e un insetto nuovo l'hanno trovato. Questa è la cosa divertente, di cui adesso si dovrà capire molto di più, perché non si sapeva che c'era, quindi è ancora un insetto Paola, quasi sconosciuto. e invece per quanto riguarda buone notizie, che cosa ci dici del tuo bellissimo dorso sul Corriere? Allora, buone notizie, siamo usciti da una tour de force chiusura di questo numero speciale che è uscito ieri, perché da domani praticamente a domenica si chiuderà questa settimana con un grande evento, una super biciclettata lungo una porzione di via Francigena. Invece da domani a domenica saranno eventi sparsi in tutta la città, ci sono tantissimi cittadini, gruppi e associazioni che partecipano, e noi avremo come buone notizie 3 giornate a Palazzo Due Consulti, l'ingresso è libero, è aperto a tutti, chiunque può venire. Ci sono incontri con grossi personaggi divertenti, e contemporaneamente ci sono dei laboratori, si può imparare a fare la pasta frolla, a cucire, a riciclare oggetti, laboratorio della creta, si può diventare bartender, imparare a fare dei cocktail o a utilizzare gli oggetti, a fare il mosaico, e soprattutto sabato ci sarà alle 5 il laboratorio di danza di reggaeton per principianti, quindi si può danzare 1 ora e mezza come dei pazzi con le istruttrici della WISP, molto divertente. Domani c'è l'apertura alle 6, si aprirà con Paolo e Mite Kessisoglu, Mite la figlia giovane, cantautrice, quindi anche a Sanremo col padre, attore comico. E poi ci sarà la Roberta Mezzola, che è la Presidente del Parlamento Europeo, che si collegherà a distanza. Avremo Raffaele Fitto che dialogherà con il nostro direttore, e poi tanti ospiti ancora, e poi Tabaldini che chiuderà la serata con un monologo. Sapete che è l'attrice di Zelig, a cui mamma è una marchesa molto divertente, perché è una persona di una semplicità incredibile, ed è partita facendo la comica, prendendo in giro le sue origini. Ma poi si continua, perché ancora venerdì tutta la giornata, e naturalmente avremo anche sorpresa di Oblivion, che molti tra il pubblico immagino amino come me, e la Gianna Nannini, la cantante, che chiuderà la serata. E poi via avanti il sabato ancora per tutta la giornata, e alla fine alle 6 un grandissimo concerto con 3 orchestre insieme e un coro. Ci sono i Rulli Frulli, l'Allegro Moderato e gli Amici al Nave di San Vittore, quindi un evento anche l'anno scorso molto bello, coinvolgente. Io invito veramente chi sta a Milano, ma anche chi sta fuori, a farsi un giro, perché ci sono tante opportunità per divertirsi, imparare e anche dibattere sui temi dell'Europa. L'Europa siamo noi. Questo molto bene Paola. Senti, e per la prossima settimana, dimmi. No, se passi ci siamo, perché io appunto sono in prima linea. Ah, buono a sapersi, dai. Senti, e invece per la prossima settimana cosa state mettendo a bollire in pentola? Abbiamo messo a bollire in pentola, sicuramente racconteremo la Fabbrica dei Mestieri, che è quella fondazione che è nata a Torino, poi ha fatto una base a Milano, un'altra a Catania, ci coinvolge i ragazzi e praticamente fa da ponte col lavoro, cioè ti porta a imparare un mestiere ma divertendoti. Quindi anche chi non è riuscito a trovare una motivazione andando a scuola, attraverso la Fondazione dei Mestieri può veramente rigenerarsi e trovare la propria vocazione, perché ci sono mille opportunità per crearsi una professionalità. E poi abbiamo tante storie, raccontiamo anche dei nostri frati francescani che sono iperattivi, adesso andranno anche a fare uno spettacolo in cui hanno coinvolto volontari, hanno coinvolto i senza tetto a fine maggio. È un numero divertente. Molto bene. Sembra un po' referenziale, lo sono. Invece per mercoledì prossimo sto pensando di coinvolgere qualche esperto, cosa che non sono, perché sono solo in congiunzione,
però appunto sarà una sorpresa. Ti avviserò per tempo. D'accordo, grazie tante. Buona Allora, settimana, Antonino, e grazie. buona settimana a te Paola, grazie. Allora appuntamento al 14 di maggio con te. Grazie ancora. Allora, io ringrazio come sempre sua soavità Paola D'Amico per la sua cortesia e per la sua disponibilità. Intanto si sono fatte le 18:52 minuti e 34 secondi. Il mondo, la BBC sta tenendo una telecamera puntata fissa sul comignolo che probabilmente è il più guardato al mondo. C'è un gabbiano sullo sfondo che in questo momento probabilmente sta facendo da solo 2 miliardi di audience, però non succede ancora nulla e naturalmente il sole insomma sta lentamente avviandosi verso il tramonto, quindi il comignolo per adesso che viene monitorato di minuto in minuto sia con la diretta dei media vaticani che con la diretta ovviamente della BBC, per adesso non si è espresso. Aspettiamo se sarà pronto a vomitare fumo nero o fumo bianco, chi lo sa. Intanto stamattina in rassegna stampa io vi avevo letto lo scoop che ha fatto il giornale con il messaggio che aveva mandato Parolin al suo amico Apo in quel di Schiavon, anzi in quel di Marostica, e in particolare oggi pomeriggio racconta l'Ansa, l'ex compagno di scuola del Cardinale è stato sentito da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, che salutiamo, in quel di Un giorno da pecora, e praticamente Roberto Apo Ambrosi, l'ex compagno di scuola del Cardinale Parolin, ha detto che gli ha scritto l'ultima volta ieri pomeriggio dicendogli che sperava che qualunque cosa avvenisse sarebbero rimasti negli stessi rapporti. Lui ha risposto stamattina alle 7:51, ha detto grazie per quello che mi dice, è il mio ultimo messaggio prima di entrare nel conclave. E poi mi ha scritto a presto e questo mi rincuora sui tempi del conclave. Vedremo. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, ben trovato. E bentornato un saluto noblesse oblige, madame monsieur, comment ça va bien? Sì, tutto bene, tutto bene. Era da un po' che non ti sentivo, come stai? È tutto bene, mi pregio di intervenire su Radio Libertà, la talk radio in Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, condotto da te Antonino. Così oggi è una giornata molto importante che passerà alla storia. Vado con il mio editoriale? Vai. Ma prima lasciami fare i complimenti al direttore di questa radio, che è veramente una voce libera nell'etere, Giovanni Sallusti, che seguo anche nei suoi interventi che fa a Diario del Giorno su Rete 4, piuttosto che a Tragadà, tutto quanto fa politica sulla 7, perché sono sempre puntuali e veramente interessante seguire anche in TV Giovanni Sallusti, il direttore di Radio Libertà, è vero? Sì, ha voglia, stiamo parlando di un professionista serio, mica di pizza e fichi. Grande professionista. E io che frequento anche i salotti televisivi ogni tanto quando si tratta di tematiche relative all'omofobia, ne so qualcosa. Il punto di Michele Caruso su Radio Libertà, la talk radio. Prego. È tutto pronto per il conclave che eleggerà il 267° Papa della storia della Chiesa. Tra pochi minuti alle 19 la prima fumata. Nell'ultima congregazione i cardinali hanno affrontato i temi degli abusi sui minori e dei conti vaticani, ma hanno soprattutto preso atto dell'eredità di Papa Francesco, José Bergoglio, contro tutte le guerre. Arrivati a Roma da tanti paesi, tutti elettori e via per la diplomazia parallela, istituti, seminari e ristoranti, i luoghi di ritrovo dei corporati per conoscersi e confrontarsi fino all'extreme omnes. Dunque nella Sistina entreranno 133 cardinali elettori di 66 paesi diversi e da tutti i continenti, di cui 17 sono italiani. Ci si augura che si giunga quanto prima ad un cessate il fuoco permanente e si negozi senza
precondizioni, ulteriori indugi, la pace lungamente desiderata dalle popolazioni coinvolte e dal mondo intero. I cardinali, prima di entrare in conclave, fanno proprio l'eredità di Papa Francesco e chiedono di fermare tutte le guerre, dall'Ucraina al Medio Oriente, passando per tutti i paesi che soffrono in questo momento la guerra. Un segnale chiaro di continuità con quanto seminato da Bergoglio verso un qual certo progressismo e una certa apertura che dovrà essere fatto proprio dal suo successore. Ma la continuità è richiesta anche per le riforme, dalla legislazione sugli abusi di pedofilia alla stretta dei conti Vaticano, come emerso nelle congregazioni, l'ultima delle unioni del preconclave, ma anche temi che sembrano molto bergogliani, dai cambiamenti climatici al dialogo interreligioso, diventano una cifra della Chiesa che si sta disegnando per il futuro. Da oggi dunque l'ingresso in Sistina per tirare le somme di queste discussioni. Si cerca un pontefice, un costruttore di ponti, come ribadito dai cardinali nell'ultimo dialogo ancora aperto. Enzo da favoriti gli italiani, che come si vuol dire in gergo è divulgata, che entra Papa esce cardinale, Pietro Parolin e Pier Battista Pizzaballa, si fanno questi nomi, ma spicca anche la figura di Jean-Marc Avelin, il cardinale di Marsiglia, del filippino Tagle, una figura questa importante poi quella di Matteo Zuppi, che si vedrà nelle prossime ore se l'ala più incontrita con Francesco deciderà di puntare su costui. Vado a concludere, Antonino, dicendo che oggi ecco, alle 16:30 c'è stato l'extra omnes, dunque via telefonini, ogni contatto con il mondo, TV, radio, giornali, è il momento tra preghiere, ma forse anche capannelli, di scegliere il nuovo Papa. C'è stata alle 10 la messa nella Basilica di San Pietro del Pro Eligendo Romano Pontifice, per l'elezione del Romano Pontefice, che sarà stata presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re, una celebrazione in cui il decano ha pregato con queste parole: tutta la Chiesa unita a noi nella preghiera invoca costantemente la grazia dello Spirito Santo, tout court, perché sia eletto da noi un degno pastore di tutto il gregge di Cristo, in primis, dunque lontano da qualsiasi ubis c'è bisogno veramente di invocare lo Spirito Santo. Dunque vado a dire le ultime cose. Sarà proprio oggi il giorno della prima fumata, che a meno di sorprese nell'ultimo momento dovrebbe essere nera e non bianca, ovvero dovrebbe servire a testare gli orientamenti del collegio cardinalizio. Tu che cosa ne pensi, Antonino? Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Allora Michele, intanto grazie, sono le 18:59 minuti e 58 secondi. Per il momento il comignolo della Cappella Sistina sta tacendo. Al momento non sta succedendo niente. C'è sempre questo volo di gabbiani tutto attorno al comignolo più guardato della storia dell'umanità, ma per adesso nulla accade. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è là? Oh, Antonino Manzoni. Ciao carissimo. Allora, sono carissimo, sono immenso, adesso carissimo. Va bene, ok. Abbiamo cambiato tutto. Senti, io ho telefonato apposta e ripeto, è la seconda volta, la terza volta che chiamo su questo argomento. Pensavo che era stato risolto. Quando telefona Antonino Caruso, ci racconta i suoi pensieri, non ci frega una menata di nulla, avanti mezz'ora a raccontarci la sua menata, che è la stessa menata che si legge sul giornale. Allora, Antonino Caruso, per favore, non mi fare fermare la prostata, smetti di telefonare. Poi, ti dispiace se Antonino, nel mio programma Antonino, comando un po' io? Ti dispiace? Arrabbiati e basta. Io sono arrabbiato. Io da leghista militante sono arrabbiato. Ma non Punto. c'entra niente Ciao. essere leghisti. Non c'entra niente. Ti dispiace se comando un po' io nel mio programma, già che ci sono? Visto che ti senti così piccato, perché non chiami tu e dici qualcosa di interessante ogni tanto? Qui ognuno chiama e dice la sua. Ognuno. Poi se a te non piace che telefona uno anziché un altro, chi se ne frega, porta pazienza. Magari a qualcun altro interessa. Cioè, telefonare per dirmi che la gente o che certi interlocutori non devono telefonare,
questo non compete a te, decido io, se permetti, visto che sono conduttore e autore e ho la responsabilità di quello che mandi in onda, tanto per cominciare. Secondariamente, in questo programma parlano tutti. Se hai voglia di parlare, alzi la cornetta e parli. Molto semplicemente. Va bene, qualcun altro vuole intervenire? Stiamo ovviamente occupandoci di altro, per cui Natalia, facciamo una bella cosa, siccome sono già le 19:02, manda un brevissimo jingle e rientriamo tra poco. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, per adesso niente canzoni, ovviamente stiamo aspettando di vedere la fumata dal comignolo della Cappella Sistina, perché in questi minuti, sono già le 19, 3 minuti e 24 secondi, in questi minuti molto probabilmente si sta completando lo spoglio delle schede e di conseguenza ci sarà la registrazione dei voti presi quest'oggi. Dopodiché le schede vengono bucate con un ago che ha un filo di colore rosso, se mal non ricordo, vengono messe tutte assieme, vengono unite tutte assieme e poi infilate nella stufa. Le stufe sono due, come probabilmente saprete, come è dal 2005, dal conclave del 2005, perché la vecchia stufa che è stata installata nel 1939 e che porta punzonato sulla parte superiore i conclavi in cui ha prestato servizio, aveva il problema che, non avendo assai tiraggio con l'andare degli anni, molto spesso non si capiva di che colore fosse il fumo in uscita dal comignolo e quindi di conseguenza portava anche a una serie di confusioni. La confusione più evidente è stata nel 78, quando il 26 di agosto la stufa ha bruciato le schede, ma non è riuscita a fare un fumo sufficientemente bianco e non si riuscì a capire che era stato eletto un nuovo papa. Tant'è vero che per più di una decina di minuti in piazza San Pietro c'è stato un certo fermento, perché la gente si diceva: allora, che colore è sta fumata? È nera, è bianca, è grigia? Fino a quando poi la Radio Vaticana diede l'annuncio dell'elezione avvenuta di Albino Luciani. Nel 2005, accanto alla stufa tradizionale, è stato messo un altro bruciatore, si può dire che le hanno messo il turbo, perché praticamente questo bruciatore aggiuntivo è quello che brucia effettivamente il colore del fumogeno e col suo potente ventilatore lo spinge su per il camino. E quindi vengono messi questi candelotti che poi la macchina brucia e di conseguenza fa la fumata bianca oppure nera. La prima volta è stata provata con un fumogeno giallo, dopodiché, visto che la macchina funziona, non si fanno più queste fumate di prova e quindi quello che stiamo per vedere stasera è la prima fumata del conclave, senza prova, senza niente, così come viene. L'altra cosa che è stata introdotta è questa, che quando c'è ovviamente l'avvenuta elezione, per dare conferma alla piazza, soprattutto le campane di San Pietro suoneranno ovviamente a festa, suoneranno con i rintocchi della festa, proprio per annunciare l'elezione papale. Il mondo continua a guardare questo comignolo, attorno ci sono questi due gabbiani che non sanno di essere praticamente in questo momento i gabbiani più visti al mondo, però noi continuiamo ad aspettare. Da questo momento il telefono è aperto, 0292947222, se avete voglia di dire la vostra, se avete voglia di intervenire, e continuiamo la trasmissione. Tra l'altro questa cosa della ciminiera qua, del comignolo, quindi la fumata bianca o la fumata nera, in realtà è in tempi recenti, perché l'idea di mettere il comignolo e di fare le fumate venne fuori con il conclave del 1914, dell'estate del 1914. A quel tempo il comignolo non era montato sul tetto della Sistina, era montato su un finestrone della Cappella Sistina
a cui toglievano il vetro, ci mettevano questa panca di legno che aveva il buco tondo nel mezzo e dentro ci si passava il tubo come si dice, il tubo della stufa. Il fatto fu che, essendo le prime volte, nelle prime fumate di quel conclave, da cui poi uscì eletto Benedetto XV, nelle prime fumate il colore fu indistinguibile e quindi la gente all'inizio credette che già al primo scrutinio fosse stato eletto il Papa. Non è andata ovviamente così, ci volle qualche giorno, perché poi addirittura l'indomani c'era qualcosa come 50.000 persone in piazza San Pietro, tutti a guardare al mattino i colori della fumata, se era quella giusta, se non era quella giusta e così via. Poi con l'andare del tempo ovviamente il sistema è stato perfezionato. Le inquadrature della BBC e dei media vaticani indugiano ancora sul comignolo, che vi ricordo è stato montato nei giorni scorsi dai Vigili del Fuoco dello Stato Città del Vaticano e naturalmente noi continuiamo a stare in questo surplus, la piazza è gremita come non mai, tra l'altro sulla Loggia delle Benedizioni, la loggia centrale della facciata di San Pietro, è stato montato il paramento a festa, questa sorta di tenda, di grande tenda che si trova davanti al balcone della Loggia delle Benedizioni e naturalmente nel momento in cui ci dovesse essere l'elezione del Papa, quando il nuovo Papa si affaccerà alla Loggia delle Benedizioni per impartire l'Urbi et Torbi, naturalmente questo verrà leggermente come si può dire, leggermente scostati in modo tale da permettere prima il cardinale protodiacono, il cardinale Mambertì di affacciarsi e dare l'annuncio alla piazza e poi arriverà il neoeletto pontefice. Sì, Lisetta può intervenire come meglio crede, è sempre benvenuta Natalia, non ti preoccupare. Se arriva qualche altra chiamata 029294 7222. Naturalmente noi siamo qua a raccontarvi un evento di pace questa sera alle 19, 9 minuti e 33 secondi. Vi stiamo raccontando un evento di pace, ma il mondo purtroppo balla sull'orlo di un'altra guerra che adesso vi andremo a narrare. Questo mondo che balla sull'orlo della guerra sono il Pakistan e l'India, perché come vi dicevo ci sono stati degli attacchi stanotte dell'esercito indiano e andiamo a vedere cosa dice la BBC che sta facendo una diretta anche su questo. Le tensioni stanno crescendo tra India e Pakistan dopo che l'India ha lanciato degli attacchi missilistici contro il Pakistan e contro la parte del Kashmir amministrata dal Pakistan. Il Pakistan dice che 6 obiettivi sono stati attaccati. Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif dice che sono stati abbattuti 5 jet indiani. L'India non ha confermato l'abbattimento degli aerei. BBC Verify però ha visionato dei filmati che mostrano chiaramente pezzi di rottami di un aeroplano indiano. Il Pakistan dice che ci sono stati 26 morti e 46 feriti per effetto di questi attacchi aerei e soprattutto per il fatto che si spara lungo la linea di controllo, la linea di confine tra i due paesi, da sempre l'uno contro l'altro armati. Nel frattempo l'esercito indiano dice che almeno 15 civili sono stati uccisi dai bombardamenti pakistani sul lato indiano di questo confine di fatto tra le due nazioni. L'India dice anche che gli attacchi missilistici sono in risposta a un attacco terroristico contro dei turisti indiani nella città di Pahalgam il mese scorso. Il Kashmir, la parte amministrata dall'India del Kashmir, vede da decenni delle rivolte che naturalmente hanno chiesto e ottenuto decine di vite, hanno causato migliaia di morti. L'India e il Pakistan reclamano entrambe l'intero possesso del Kashmir.
Che altro ha detto che altro sta dicendo, insomma, il primo ministro indiano, che naturalmente sta parlando al paese? Dice che gli attacchi missilistici indiani sono stati attacchi codardi e che il Pakistan l'altra notte ha mostrato di poter reagire agli attacchi che subisce. Dice anche che per quasi un'ora c'è stato un combattimento continuo sulla linea di controllo, appunto, che è il confine di fatto tra l'India e il Pakistan, dove l'esercito ha combattuto dimostrando il proprio coraggio. Hanno distrutto gli aerei dei nostri attaccanti e nemici, aggiunge il primo ministro pakistano, riferendosi ovviamente sempre come si dice, all'esercito del pakistano, e dicendo appunto che hanno abbattuto dei jet indiani. Inoltre il primo ministro pakistano Sharif dice: miei cari concittadini pakistani, per la vostra sicurezza, il nostro esercito e il nostro paese saremo sempre uniti. Noi combatteremo una volta per tutte contro gli indiani e vinceremo. Ha terminato il suo discorso dicendo che per la sicurezza del paese ha bisogno del coraggio di tutto il popolo pakistano, e poiché tutti quanti stiamo combattendo per la verità, speriamo che Dio sia sempre dalla nostra parte. Questo è quello che ha detto il primo ministro indiano in diretta TV. Quindi c'è da temere evidentemente un'altra guerra, c'è da temere una confrontation militare tra l'India e il Pakistan, come se questo povero mondo non avesse già abbastanza guerre di cui occuparsi, ahimè, ahimè, ahimè. Che ora si è fatta? Le 19, 14 minuti e 12 secondi. Per il momento tutto sembra tacere, ecco, in piazza San Pietro. Noi continuiamo a dare un'occhiata ovviamente con la diretta vaticana, diretta che in streaming è visibile anche grazie all'ANSA, che la tiene su in alto nella sua home page. Per adesso c'è molta concentrazione, molta gente in piazza San Pietro. Tra l'altro sapete che in questi giorni si sono fatte previsioni, qualcosa come 250.000 persone sono attese in San Pietro per poter acclamare il nuovo pontefice, il successore di Papa Francesco. Tra l'altro si mantengono sulle circa 70.000 presenze le persone che si trovano ogni giorno a passare per Santa Maria Maggiore e naturalmente rendere omaggio al Papa argentino. Per adesso continua tutto quanto a tacere, per adesso ancora il comignolo della Sistina non si è espresso, non ha detto nulla. È stata, avete visto, credo, molti di voi avranno visto, credo, il rito, insomma, che ha portato i cardinali a entrare ancora una volta nella magnificenza della Cappella Sistina. È stato un momento, credo, molto coinvolgente. Si sono viste tutte le facce dei papabili in questo totopapa continuo che c'è stato, ma naturalmente ora siamo passati dalle tante belle parole ai fatti. Qui siamo ai fatti, siamo alla realtà, perché di analisi se ne possono fare quante ne volete, ma quando si arriva all'extra omnes lì finiscono i discorsi, subentra la cronaca che poi si fa storia. Andiamo a vedere l'ADN Kronos. L'ADN Kronos anch'essa si occupa di estero, in particolare ha un'esclusiva: Israele e gli Houthi, gli USA hanno fallito gli obiettivi, avanti col blocco marittimo in Mar Rosso. Il vice capo dell'autorità per i media degli Ansar Allah, cioè gli Houthi, Nasr al-Din Amer, chiarisce in un'intervista all'ADN Kronos la posizione del gruppo yemenita. Ieri Trump aveva detto che gli Houthi si erano arresi e che quindi non avrebbero
continuato a combattere come se niente fosse, come se nulla fosse accaduto. Invece gli Houthi hanno preferito farci sapere che continueranno a colpire Israele in profondità e a imporre il blocco marittimo nel Mar Rosso, e in particolare è quanto sostiene in un'intervista all'ADN Kronos il vice capo dell'autorità per i media degli Ansar Allah Houthi e presidente del consiglio di amministrazione dell'agenzia di stampa Saba, Nasr al-Din Amer, all'indomani dell'annuncio del ministro degli esteri dell'Oman, Badr al-Busaidi, sulla fine del conflitto tra Stati Uniti e gruppo yemenita. In particolare, la dichiarazione del mediatore omanita è stata chiara, non include nessuna delle falsità e spavalderie contenute nel discorso di Trump. Inoltre, l'America ha attaccato il nostro al servizio di Israele a sostegno della continuazione dei crimini del genocidio a Gaza. Ci siamo difesi dall'aggressione americana, abbiamo continuato a sostenere Gaza, afferma l'esponente degli Houthi. Ciò che è successo è che l'America ha annunciato la cessazione della sua aggressione contro lo Yemen dopo aver fallito nel raggiungere i suoi obiettivi. Continueremo a sostenere Gaza, a colpire in profondità l'entità israeliana, a imporre un blocco aereo e marittimo. Quindi le cose, come potete immaginare, continuano a essere abbastanza gravi e continuano a essere abbastanza pesanti. Per cui tutto quello che Trump aveva detto, parlando di una situazione che ormai aveva visto la vittoria degli americani, non è vero, niente. Almeno questo è quello che dicono gli Houthi, e vedremo nei prossimi giorni se tutto ciò si concretizzerà oppure no. Lo vedremo ai primi colpi che spareranno contro eventualmente qualche petroliera, contro qualche nave da guerra in transito nel Golfo di Aden, diretti appunto diretti appunto al canale di Suez. Nel frattempo il telefono è sempre aperto, 029294 7222, se volete dire la vostra, e naturalmente vi aspettiamo. Intanto ancora il Comignolo tace, non succede nulla, ma si sta prolungando comunque questa cosa. Ma sapete che, oddio, una fumata bianca così il primo giorno d'Amblè, chi lo sa, potrebbe, devo dire, avrebbe qualcosa di clamoroso, se non eclatante, se posso permettermi. Però per adesso il Comignolo continua a tacere, no? Ci sono sempre questi due gabbiani che fanno la guardia sul tetto della Cappella Sistina, ma non accade assolutamente niente per adesso. Poi dopo, tra poco, tra qualche minuto, si spera, si cercherà di capire. Perché tra l'altro l'extra omnes era stato intimato verso le 17:50 più o meno, e qui sono quasi passate 2 ore. Insomma, se vanno con questo ritmo non lo so come va a finire poi, quando cominceranno a votare 2 volte al giorno in Sistina, perché il responsabile della sala stampa, Matteo Bruni, aveva detto che vabbè, tanto attorno alle 19 ci sarà la fumata, ma qui sono già quasi le 19:30 e la fumata non si vede affatto, per cui o c'è qualche lentezza nella cosa oppure veramente non invidio i colleghi che da ore si stanno arrampicando sul nulla, perché nei fatti qui non c'è più niente né da fare né da dire, c'è solo da guardare questo Comignolo e chiaramente indicare il risultato. Ma noi intanto andiamo avanti, diamo un'occhiata a qualche altra notizia, e in particolare, eccoci qua,
In particolare diamo un'altra occhiata all'Aggi. Anche qui l'Aggi parla di occhi puntati verso il comignolo, folla in piazza, cresce l'attesa per la prima fumata. Il prossimo Papa, non fidatevi degli indietristi, parola di Francesco, è spuntato questo testo del Papa, stop alla linea dei cellulari in Vaticano, perché chiaramente non si può telefonare. Abbiamo una telefonata invece noi, perché da noi si può chiamare. Pronto, chi è là? Pronto? Ciao Antonino, sono Vito. Abbi pazienza. Ciao, Vito. Tieni presente che quest'altra volta, anziché le altre volte, ci sono 14-19 cardinali in più che sono in un'altra sede, per cui c'è la spola. No, votano tutti in Sistina. Sono stati ammessi anche gli altri cardinali in sovrannumero? Certo, ma poi non sono in soprannumero. Ogni Papa può decidere liberamente. È vero che nel 75 Paolo VI aveva messo il limite a 120 cardinali elettori, ma siccome ogni Papa ha la sua potestà, può fare quello che vuole. La sede però in cui erano ospitati era per meno posti rispetto agli altri. Esatto, sì, questo sì, hanno avuto il problema logistico dove metterli. Infatti una parte di questi sta nella vecchia casa Santa Marta, anche perché tra l'altro le stanze Santa Marta, quella nuova che è stata utilizzata negli ultimi 2 conclavi, è vero che è 120 posti, ma possiamo considerarla 119 perché la stanza 201, che era quella che ha occupato Papa Francesco fino alla sua morte, è quella ora, tra l'altro, è sigillata, per cui anche qui bisognerà capire dopo il conclave il nuovo Papa dove andrà ad abitare, se continuerà pure lui alla 201 che fu di Papa Bergoglio, oppure se ne salirà all'appartamento Vaticano. Questo sarà una sua decisione, ma è il meno che possa interessarci. Comunque l'altra sede annessa alla Santa Marta avrebbero dovuto costruire lì una scuola, un asilo o qualcosa del genere che era in costruzione. Però mi pare che già abbiano detto che ci dovevano essere alcuni di questi problemi proprio per la votazione di alcuni che non potevano andare. Comunque. Sì, era il cardinale Pulic, che però oggi in una maniera che io ho trovato commovente, perché ho visto un uomo veramente sfiancato dalla malattia, lui era lì con come si dice, con il bastone, e ha giurato pure lui ed è ora in Sistina a votare. Che ci pensano un po' più su, ma anche le altre volte è andata tutta la seconda votazione, non è che la nostra impazienza possa decidere le sorti di qualcosa di così importante. Poi alla fine, al di là degli uomini, quello che penso io, l'uomo propone, ma Dio dispone, alla fine lo Spirito Santo che decide per tutti. Quello sempre, amico mio. Ma tu chi vorresti? Vito? Non mi esprimo per non bruciare il candidato. Vabbè, ma tanto voglio dire, mica si nomina qualcuno, cioè, ormai non non possono esce, sapere che cosa hai detto tu. Allora, quello che io vorrei ce l'ho nel cuore, tutto lì. Comunque ti ringrazio e ti abbraccio, Antonino, ciao. Un abbraccio a te, ciao. Allora, nel frattempo qui Roma sta andando verso il tramonto, però sto comignolo. Sapete che la cosa mo mi comincia un poco a sconfinferare. Qui si sono fatte le 19:25, anzi 26 e 12 secondi, e ancora non abbiamo capito che cosa sta succedendo, non abbiamo capito, o meglio, non si sa ancora se il Papa sia stato eletto oppure no. Sta andando molto a rilento, però vedremo. Vi dicevo della Meloni che oggi è stata in Senato e andiamo a vedere, diciamo così, andiamo a vedere quello che ha detto: spese militari al 2% di PIL nel 2025, premierato madre di tutte le riforme. La Presidente del Consiglio, partecipando al question time in Senato, risponde alle domande su rapporti
con gli USA, difesa, riforme e sicurezza sul lavoro. Cosa ha detto la Premier, secondo quanto riferisce l'AGI? L'Italia e l'Unione Europea devono rafforzare le proprie capacità difensive per poter rispondere alla responsabilità in ambito della NATO. Lo ribadisco in questa sede con la coerenza di chi da patriota ha sempre sostenuto un principio semplice: la libertà ha un prezzo e se fai pagare a un altro la tua sicurezza, non sei tu a decidere pienamente del tuo destino e non c'è la possibilità stessa di difendere appieno i propri interessi nazionali. Lo dice la Premier Giorgia Meloni durante il Premier Time al Senato, rispondendo sul tema della difesa europea. È arrivato il momento, ha detto la Meloni, in cui la NATO prende in maggiore considerazione il fianco sud dell'alleanza. Rafforzare la difesa non vuol dire occuparsi di potenziare gli armamenti, che è comunque fondamentale, ha sottolineato la Premier. L'Italia raggiungerà nel 2025 il target del 2% del PIL. In particolare sulle spese della difesa, ha garantito la Meloni. Senza difesa non c'è sicurezza e oltre al fatto che non c'è sicurezza, cos'altro non c'è? Un momento che ci arriviamo. Senza sicurezza non c'è libertà, dice la Premier, ricordando come il rafforzamento della difesa sia uno dei punti del programma della maggioranza. Mantenere gli impegni presi è fondamentale, lo faremo e lo facciamo, conclude. Poi la Meloni, tra l'altro, dice anche qualcos'altro. Vediamo che cosa dice ancora la Premier. La credibilità dell'Italia è dimostrata anche dal rinnovato appeal dei titoli pubblici. Lo spread, lo dice lo spread che piaceva tanto come elemento di valutazione a oggi, è più che dimezzato rispetto a quando ci siamo insediati e qui parliamo di miliardi di interessi sul debito pubblico risparmiati dallo Stato con risorse che possono essere destinate ad altre esigenze, alla sanità, all'istruzione, al sostegno ai redditi più bassi. Che altro c'è ancora che possiamo riferirvi di questo Premier Time della Meloni? L'ufficio parlamentare di bilancio, ha detto sempre la Meloni, ha calcolato che nel solo biennio 25-26 questo risparmio dovrebbe ammontare a circa 10 miliardi e mezzo di euro. È una credibilità che abbiamo costruito con una politica seria sui conti pubblici che hanno evidenziato un andamento migliore delle attese, nonostante l'eredità che avevamo raccolto, e che ha permesso all'Italia di tornare in avanzo primario già nel 2024. Siamo l'unica nazione del G7 dopo il Covid a esserci riuscita, ha concluso. A proposito dell'energia, l'obiettivo è abbassare strutturalmente i suoi costi, pesano sulle famiglie come macigni. Va bene, allora 10 secondi di pausa e torniamo tra poco. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. A te la linea, Antonino. Natalia, facciamo una bella cosa, manda pure il DDR, però io lascio aperto il microfono. Nel caso in cui dovesse esserci la fumata, farò irruzione, va bene? Va benissimo. Vai pure. La politica tedesca si è rimessa in moto con molta fatica dopo le ultime elezioni politiche anticipate. Da allora infatti sono passati addirittura 6 mesi prima di riuscire a formare il nuovo governo, che però è stato subito impallinato in Parlamento da ben 19 franchi tiratori, che tra l'altro, un ulteriore elemento di incertezza, potrebbero appartenere sia al Partito Socialista che a quello Cristiano Sociale.
Per riuscire a nominare il governo è stato quindi necessario un secondo voto nel pomeriggio della stessa giornata. Per dimostrare la gravità della situazione è sufficiente ricordare che è la prima volta dal 1949, cioè da 79 anni, che il cancelliere tedesco viene nominato al primo scrutinio. Il guaio vero comunque è che un governo tedesco molto debole deve adesso cercare di risanare un paese che è in piena crisi e che oltretutto è la colonna portante dell'Unione Europea, per cui la sua debolezza investe tutti noi. L'unica cosa positiva è che il premier tedesco Friedrich Merz è un politico di grande valore e determinazione. Chissà se ce la farà. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, qui il comignolo continua a tacere, nel frattempo vedete la gente in piazza San Pietro, la gente ce n'è davvero tanta e chiaramente il momento è abbastanza solenne, la storia passa davanti ai nostri occhi e il nostro compito chiaramente è quello di raccontarvelo in diretta. 0292947222 se avete voglia di dire la vostra, se avete voglia di intervenire, oppure 340 340 670 9659. No, quant'è? Sì, 340 670 9659. Se avete voglia di mandarci le vostre zappe o WhatsApp, che dir vogliansi, saranno naturalmente benvenute. Allora, adesso andiamo a vedere sempre sull'Aggi che cosa abbiamo come ultime notizie, mentre nel frattempo il sole comincia ad andare giù su Roma, cresce l'attesa per questa prima fumata, ma vedremo che cosa succederà. Al Pride di Roma ci sarà anche la figlia trans di Elon Musk, una notizia della quale non sentivamo la necessità. Gianna Nannini il 26 di giugno al Circo Massimo, siamo qui sull'Aggi con me sul palco De Gregori. Poi vediamo un po', caccia USA precipita nel Mar Rosso, il secondo in una settimana, che cosa sta succedendo? L'India attacca il Pakistan, Islamabad colpite centrali e dighe, è un atto di guerra. Strano che non ci siano, ecco qua, questa è un'altra storia che l'Aggi pubblica un'interessante notizia. Milano è la città meno sicura d'Italia, ecco le altre. Secondo il primo rapporto Univ Censis, la sicurezza fuori casa realizzato su un campione di 1000 italiani adulti, sono in aumento i reati nel paese. Aumentano i reati nel nostro paese, scrive l'Aggi, lo sostiene il primo rapporto Univ Censis, la sicurezza fuori casa, realizzato su un campione di 1000 italiani adulti. Nel 24 si legge nel report, in Italia sono stati denunciati 2.388.716 reati, in crescita del 3,8% rispetto al 2019 e del 2% rispetto allo scorso anno. Siamo però lontani dai 2.812.936 reati del 2014 ed è ancora presto per dire che se la crescita a cui stiamo assistendo, sostiene il documento, sia solo una piega congiunturale o sia invece foriera di un vero e proprio cambio di ciclo. Ancora nel 2024 le rapine sono state 28.631, di queste 16.510 sono rapine in pubblica via, cresciute del 24,1% rispetto al 2019. I borseggi denunciati nel 2024 sono stati 140.690, mentre gli scippi, che implicano un contatto diretto con la vittima per strapparle qualcosa dalla mano o di dosso, sono stati 13.474, in aumento del 7,9% rispetto al 2019. Se si considera l'incidenza dei reati sulla popolazione, la provincia che presenta il valore più alto è Milano, dove nel 2024 si sono consumati 69,7 reati ogni 1000 abitanti. Al secondo posto si trova Firenze con 65,3 reati denunciati, al terzo Roma con 64,1 crimini sulla stessa quota di popolazione.
Seguono Bologna, 60,9 per 1000 abitanti, a breve distanza la provincia di Rimini con 60,3 reati ogni 1000 abitanti. Il territorio dove i reati sono cresciuti di più nell'ultimo anno è Monza e Brianza, più 12,4% dal 23 al 24. Mentre Roma guida la classifica delle province e città metropolitane con 271.033 reati denunciati nel 2024, pari all'11,3% del totale in Italia, seguita da Milano con 226.230 reati, 9,5% complessivo. Napoli 132.809, Torino 128.919. I reati commessi poi nell'area metropolitana di Roma negli ultimi 5 anni sono cresciuti del 23,2%. Aumentano in particolare 2 reati che destano grande allarme sociale: le rapine in pubblica via, anche qui in aumento del 51,3% rispetto al 2019, e i borseggi, che sono stati 33.455, cresciuti del 68%. In Italia poi aumentano ancora di più le paure, in particolar modo le donne. Il 67,3% si sentono insicure quando escono di sera o tornano a casa la notte. Il 94,2% degli italiani afferma che quando si trova fuori casa vorrebbe sentirsi tranquillo, e l'89,3% di fronte alla crisi permanente e ai grandi rischi che incombono sulle nostre vite dichiara che vuole almeno sentirsi al riparo dalla criminalità. Il 75,8% degli italiani, che sale all'81,8% tra le donne, afferma che negli ultimi 5 anni girare per strada è diventato più pericoloso, e il 67,3% delle donne ha paura quando torna a casa di sera o di notte. La paura condiziona la vita degli italiani, al punto che quasi 4 cittadini su 10, 38,1%, hanno rinunciato a uscire per timore che gli capitasse qualcosa di grave. Si tratta di una quota che è più elevata tra i giovani, 52,1%, che sono anche quelli che hanno più occasioni di stare fuori casa di sera. Le donne hanno anche più paura degli uomini, si legge nel rapporto del Censis, e hanno ragione. Esistono una serie di reati che vengono declinati prevalentemente al femminile, che sono tutti in crescita, tra l'altro. Tra questi le violenze sessuali, che nel 2024 sono state 6.587, in aumento del 34,9% negli ultimi 5 anni. Del resto, il 25,6% delle donne intervistate dichiara di aver subito almeno una molestia sessuale, il 23,1% uno scippo o un borseggio, il 29,5% è stata seguita da uno sconosciuto. Le risorse dello Stato destinate a garantire l'ordine pubblico, sottolinea il rapporto, si integrano con quelle private attraverso un'offerta che nel tempo ha aumentato i propri ambiti di intervento e i propri standard qualitativi, scrive ancora Laggi. Gli stessi italiani sono convinti che per il 65,1% del totale che lo Stato da solo non ce la può fare a presidiare tutte le aree e i luoghi essenziali per la vita delle persone, e insieme riconoscono il ruolo e il valore sociale della sicurezza privata. Per il 74,4% della popolazione gli operatori della sicurezza sono una presenza indispensabile. Il 73,5% dichiara di aver fiducia negli operatori della sicurezza privata. Circa 12 milioni di italiani hanno chiesto almeno una volta assistenza o informazioni agli operatori della sicurezza privata, e quasi 8 milioni, il 15,4% del totale, hanno fatto ricorso a un operatore perché si trovavano in una situazione di pericolo. Non solo, il 73,3% pensa che si dovrebbero ampliare gli ambiti di intervento della vigilanza privata. Gli italiani sono convinti che il lavoro delle guardie giurate sia prima di tutto utile, 42,2%, e poi pericoloso, 30,6%. Questo giudizio si combina con la convinzione espressa dal 59,2% della popolazione che si tratti di un lavoro che è pagato troppo poco, mentre il 79,2% ritiene che avrebbe bisogno di maggiore riconoscimento e visibilità. Nel 2024 risultano attive in Italia 1.696 imprese di vigilanza e servizi connessi, che impiegano complessivamente poco meno di 94.000 addetti, con una media di 55 addetti per impresa. Negli ultimi anni le aziende del settore hanno molto investito in selezione e formazione del personale,
e aggiornamento dei mezzi e delle risorse tecnologiche. 02 92 94 7222 se volete intervenire, e naturalmente siamo qua, credo che sforeremo anche di qualche minuto sull'orario generale di chiusura della trasmissione, proprio perché qui il discorso si sta allungando ancora, sono quasi 2 ore da che è cominciata la votazione, per cui vediamo che cosa succederà, vediamo che cosa accadrà in questo primo giorno di conclave. Gli occhi sono ovviamente tutti puntati sul comignolo della Cappella Sistina. C'è sempre questo gabbiano che pare fare il piantone al comignolo della Sistina, ma per adesso il comignolo non si è, come potremmo dire, non si è ancora pronunciato. Per adesso continua a tacere. Ecco, qui c'è una morte che mi addolora, è stata battuta dall'ADN Kronos poco fa, è morto l'avvocato Nino Marazzita, che è stato uno dei più grandi avvocati della seconda metà del XX secolo. Si è occupato dal mostro di Firenze alla strage del Circeo, il legale dei più grandi casi della cronaca italiana. E se permettete anche un po' di orgoglio di casa, era nato a Palmi, in Calabria, il 2 di aprile del 1938. L'ha annunciato suo figlio sui social, suo figlio Giuseppe. Oggi mio padre ha combattuto con la grinta di sempre l'ultima battaglia, quella che nessuno può vincere. Lascia un grande vuoto insieme al ricordo indelebile della sua intelligenza, della sua ironia, della sua grande umanità e della sua dolcezza. Ciao Papino. Marazzita esercitava la professione forense dal 65. Nel corso della sua carriera ha preso parte a numerosi processi molto famosi, ha difeso Pietro Pacciani in appello, ha assistito la famiglia Bianchi per la morte di Milena Bianchi in Tunisia, avvocato di parte civile nel processo per l'omicidio di Pierpaolo Pasolini, ha rappresentato la famiglia di Rosaria Lopez nel processo per il massacro del Circeo, legale di Eleonora Moro nel processo sull'omicidio di Aldo Moro, e ha difeso in giudizio Donato Bilancia. Come giornalista, perché è stato anche un giornalista, Marazzita ha diretto una rivista giuridica che si chiamava L'Eloquenza, fondata dal professor Giuseppe Soggiu, di cui è stato allievo nei primi anni di professione. Dall'85 al 95 ha condotto una serie di trasmissioni radiofoniche su Radio 1, tra cui Uno Studio per Voi, rispondendo ai quesiti degli ascoltatori su questioni giuridiche. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi e radiofonici, sia su questioni giuridiche che di politica giudiziaria, sia su specifici casi posti all'attenzione della cronaca. Ha collaborato con la rivista di criminologia Detective and Crime, con quella Polizia e Democrazia, condotto per Rai Notte la rubrica televisiva L'Avvocato risponde su Rai 2, nella quale esaminava i quesiti giuridici proposti dai telespettatori. È stato inoltre consulente, ospite ricorrente nel programma radiofonico e televisivo Italia, istruzioni per l'uso su Radio 1 e Rai News, condotto da Emanuela Falcetti. Inoltre, dal 2013 al 2019, l'avvocato Marazzita ha fatto parte del cast di Forum, il tribunale televisivo di Canale 5 e Rete 4. Forum è lo sportello di Forum. È stato autore, insieme a Matilde Morosi, del volume L'Avvocato dei Diavoli, da Pietro Pacciani a Donato Bilancia. Un protagonista racconta 40 anni di crimini e misteri italiani. Intanto, nel salutare l'avvocato Marazzita, l'ANSA batte adesso che sono già 30.000 le persone radunate in San Pietro, sono quasi le 19:47, no, sono le 19:46 minuti e 12 secondi, e intanto il comignolo continua a tacere, continua a stare zitto, ma a questo punto, se è un'attesa gravida di presagi, estremamente gravida di presagi. Noi andiamo avanti ancora qualche minuto, cercheremo di arrivare fino alle 20, poi dopo, se non succederà niente, amen. Ma insomma, qui si vede che la storia sta tardando un pochino,
02 9294 7222, il telefono è sempre aperto se avete voglia di intervenire, a commentare le notizie del giorno, ma non solo. A proposito, avete visto la brutta figura che ha fatto Merz, il premier, il cancelliere tedesco, che ha dovuto essere votato 2 volte ieri per poter diventare la guida della Germania? Veramente un momento di brutta politica, lo possiamo dire, un momento di brutta politica per, come si dice, per la Germania, un momento di brutta politica per un paese che si vuole candidare a essere la guida dell'Unione Europea. Francamente la cosa lascia molto a desiderare, anche perché ripeto, la prima economia del continente che finisce in questo modo. Tuttavia, devo dire che Paolo Del Debbio stamattina sulla Verità, ho molto apprezzato, vi devo dire, il suo intervento sulla Verità, dove ha messo un pochettino i puntini sulle i. E i puntini sulle i sono segnatamente che voi potete fare i gradassi quanto volete, cari tedeschi, ma la vostra presunzione non serve assolutamente a niente, dal momento che il vostro governo è un governo che nasce con i piedi d'argilla. Ma siccome a me fa anche un po' ridere, mi permetto di citare Eli e le storie tese, mi pare un governo dai piedi di balsa, un governo con una storia falsa, per cui non lo so come che va a finire. Nel frattempo i minuti scorrono lenti e inesorabili in piazza San Pietro, il comignolo è sempre lì che non si muove, non dà segni di vita, non accade niente, sono spariti anche i gabbiani e cavolo, si sta tirando un po' troppo in là questa votazione stasera. Certo, direte voi, sono 133, sì, d'accordo, devono solo scrivere un nome su una scheda e consegnarla, non è che ci sia altro da fare. È evidente che o c'è stata magari qualche contestazione e di conseguenza si è dovuto votare di nuovo, perché è un po' strana questa cosa, cioè o qui diciamo si va fumata bianca, non lo so, mi sembra un po' troppo avventato per il momento, di solito è da quasi 500 anni, insomma, che non eleggono un papa il primo giorno al primo scrutinio, però tutto può succedere. Ma il fatto che si sia trattenuto questo discorso, insomma, il fatto che l'elezione la votazione, perdonate, si stia trascinando così in là, insomma, o ci siamo quasi o c'è stato qualche inghippo, molto probabilmente nelle votazioni. Naturalmente non possiamo saperlo perché anche i cellulari sono bloccati in questo momento in Vaticano, quindi non è possibile per adesso giungere ad alcuna conclusione. Natalia, ma tu questa attesa spasmodica? Dimmi, Antonino. Come la vivi questa attesa? Bella domanda. Beh, con curiosità, e si spera sempre che venga su una persona buona. Senti, ma diciamo così, tu sei una ragazza giovane e a maggior ragione tra i tuoi coetanei si parla di questa cosa, c'è interesse o è qualcosa in fondo di lontano? No, devo dire che tra i miei conoscenti c'è stato molto interesse e soprattutto tanto interesse a informarsi, perché magari prima eravamo un po' più giovani, quindi non ci interessavamo più di tanto, e invece adesso, essendo anche un po' più cresciuti, cerchiamo anche di capire chi siano i vari candidati e quali implicazioni possa portare un'elezione piuttosto che un'altra. Esattamente. Questa è una bella presa di coscienza, perché sai, questo è un paese nel quale la pratica religiosa è abbastanza scarsa da qualche tempo, è un paese che si sta sempre più scristianizzando, colpisce che ci sia questa attenzione, il che dimostra una cosa, che è una cosa che scrivevo anche
nei giorni scorsi, parlando appunto dei tentativi che avevano fatto Trump e soprattutto Macron di incontrare i cardinali, parlare con loro. Cioè, è comunque il peso di un'autorità morale, al di là dell'essere credenti o meno, o mi sbaglio? No, Cioè, la Chiesa ha ancora questa voce in capitolo, secondo te, secondo i tuoi amici, ecco? Sì. Sì, comunque il Papa, al di là della guida spirituale, è comunque un capo di Stato e è tenuto assolutamente in considerazione, quindi sì. Sì, anche. Beh, sai, è anche stiamo parlando anche di uno che ha al suo comando la migliore diplomazia possibile al mondo, la più preparata, la più agguerrita e di conseguenza, sai, anche questo è qualcosa che bisogna tenere in considerazione, soprattutto in questi tempi così che soffiano di guerra, anche questo fatto dell'India con il Pakistan, altre 2 grandi nazioni, perché comunque sono nazioni popolose, potentemente armate con l'atomica, perché vorrei ricordare che c'è anche lì un forte rischio nucleare che per il momento non è stato, grazie a Dio, evocato, ma 2 nazioni del genere che si affrontano, perché è chiaro che dopo l'attacco militare di questa notte dell'India, la risposta pakistana, 5 aerei indiani che sono stati buttati giù e così via, vedremo se la cosa resta così e quindi è stato un botta e risposta, un paio di schiaffi per parte ed è finita lì, oppure se ci potranno essere degli sviluppi più drammatici. L'augurio ovviamente è che questo non accada, perché chiaramente meno guerre ci sono e meglio è per tutto il pianeta. Anche qui c'è bisogno di una realtà di mediazione e naturalmente un bisogno di mediazione che può passare anche dalle stanze vaticane, può passare se soprattutto il prossimo Papa sarà uno che viene dalla diplomazia o ha avuto pratica di accordi internazionali. Io l'ho già detto, io spero, confido in Pietro Parolin, ma per adesso il comignolo continua a non dire niente. Noi andremo avanti fino alle ore 20, dopodiché ci risentiremo domattina alle 7:30 con la rassegna stampa, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Siamo negli ultimi minuti, ma il nostro telefono continua a essere ancora una volta aperto e nel continuare a essere ancora una volta aperto potete intervenire e dire la vostra, non necessariamente sul conclave, sia chiaro. 340-670-9659 se volete mandarci le vostre zap o WhatsApp. Naturalmente anche qui i vostri commenti. Oggi è stato, tra l'altro, vedere tutti questi cardinali da tutte le parti del mondo, vedere questi volti, ogni volto raccontava una storia, giovani, anziani, malati, sani, e poi la cosa più particolare, il latino, no? Hanno dovuto giurare in latino, hanno dovuto giurare, ovviamente, si sono impegnati alla segretezza e così via, e nel giurare tu potevi sentire le varie cadenze dalle lingue nazionali, qualcuno incespicava un po' col latino perché magari non lo bazzicava da un po', qualcun altro parlava con una pesante inflessione, per esempio il cardinale Marx, quando ha giurato lui, che è tedesco, ha detto Evangelium, perché i tedeschi, lo sapete, storpiano la V in F, e quindi anche qui è stata una sorpresa sentire questo latino, che ufficialmente è ancora la lingua della Chiesa, ma lo sappiamo tutti, la lingua di lavoro della Curia Vaticana è l'italiano. Vedere questo latino che veniva armonizzato e pronunciato in ogni modo, veramente un momento particolare, curioso e pure emozionante. Ognuno chiaramente ha anche i suoi preferiti. Poi ci sono anche questi meme che girano
online. Per esempio ne vedevo uno ieri sul povero Pizzaballa, il cui cognome già ha suggerito qualcuno, qualche meme tipo Papa Pizzaballa o pizza del Papa, una cosa del genere, ed è una pizza tipo la pepperoni, quella che c'è in America con il salamino. Insomma, anche qua, vedete, ci si sbizzarrisce poi con tutta una serie di cose mediatiche che peraltro sono molto aliene dai porporati italiani. I porporati italiani non sono gente che imperversa sui social, non sono gente che imperversa su internet e così via. Invece la vera star di questo conclave sotto il profilo social è certamente il Cardinal Dolan, Timothy Dolan, l'arcivescovo di New York, che addirittura se voi lo cercate su Google appare come personalità di internet, signori. No principe della chiesa, no cardinale, no, personalità di internet, una cosa straordinaria. Perché lui si filma, o meglio, lo filmano, e poi fa questi clippini, per dirla con Vasco Rossi, queste videopillole che poi spara su Instagram, spara sui suoi social e così via. E devo dire la verità, è una cosa straordinaria, perché l'uomo comunque 75 anni da St. Louis nel Missouri è uno che ci sa fare. Poi tra l'altro parla anche abbastanza bene l'italiano, perché è stato prima da seminarista negli anni 70 in Italia al North American College a Roma, e poi ne è stato direttore una volta diventato sacerdote, una ventina di anni dopo comunque è stato questo fatto. Lui parla un buon italiano, oltre a parlare ovviamente l'inglese, e in quanto tale potrebbe essere un buon papabile. L'unica cosa che la zoppa è l'eccessiva vicinanza a Trump, perché chiaramente potete immaginare che non siano tanti quelli che possono accettare un presidente degli Stati Uniti che come tale ha un'idea di potere temporale estremamente forte, e un papa che si è sempre professato grande amico dell'attuale presidente degli Stati Uniti. Quindi immaginate che miscela di potere temporale e potere spirituale che verrebbe fuori. Per questo motivo mi pare un po' difficile, insomma, che lo possano eleggere. Poi attenzione, queste sono tutte ipotesi che fino a quando il comignolo non si pronuncia valgono come tali, e dopo diventano semplicemente fumo, esattamente come quello che dovrà uscire prima o poi da questo benedetto comignolo della Cappella Sistina. Le 19:59, 47 secondi, noi ormai ci avviamo alla fine di questa diretta, non è successo ancora niente, per cui 57, 58, 59, le 20. Che dire di più? Io vi ringrazio, qui continua l'attesa per questa fumata. Domani alle 7:30 ci sarà la rassegna stampa su Radio Libertà, la condurrò io ovviamente in sostituzione di Sammy Varin. Natalia, grazie del tuo tempo e della tua professionalità questa sera, grazie per avermi accompagnato in questa camminata, grazie a tutti voi per averci ascoltato. Noi ci salutiamo qui con Gianni Morandi, Un mondo d'amore del 1967. Certo, il momento non aiuta, ma noi speriamo in un mondo d'amore, speriamo in un mondo che sia ovviamente con questo nuovo Papa più incline all'amore e non alla guerra. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. C'è un grande prato verde dove nascono speranze che si chiamano ragazzi, quello è il grande prato dell'amore.